Incidente questa mattina a Vigo di Cadore durante un'escursione in bici. Un trevigiano 60enne, Claudio Berno di Mareno, precipita da un tornante e muore dopo un volo di 15 metri. Si trovava con amici sul Monte Tudaio. Dolore e shock in via della Vittoria a Mareno di Piave, dove l'uomo risiedeva con la famiglia. La bici era la sua passione, racconta la moglie Sabrina. Convocata questa mattina in tribunale l'infermiera indagata per la morte del 18enne investito domenica in Pontebana, la procura sarebbe indirizzata verso l'archiviazione del caso, forse una tragica fatalità. Terrore a Cozzuolo di Vittorio Veneto, dove 4 ladri cercano di sfondare la porta di una casa. Dentro c'è una bambina ancora a letto. A sventare il furto è la nonna. Breda di Piave, sequestrato un centro massaggi a luci rosse. Per i carabinieri in quei locali si favoriva la prostituzione, denunciata la proprietaria cinese. A Villorba, lite furiosa tra 2 automobilisti, finisce in aggressione. Dopo la constatazione amichevole, una 59enne stende, pare con una mossa di Kung Fu, una 64enne. Una volta c'era la truffa dello specchietto, ora è arrivata quella del pennarello. Ecco la disavventura capitata questa mattina alla collega giornalista Cristiana Sparvoli, inseguita da Lancenigo a Spresiano. Si prospetta un sabato nero sulle strade della Marca, dalla Feltrina alla Treviso Mare, occhi puntati sul tratto maledetto della 4. Erano quasi 1500 i tifosi questa mattina al Palaverde a salutare l'arrivo delle campionesse olimpiche del Gennaro Fare Lubian. Oltre alla fortissima schiacciatrice brasiliana Gabi, Limoco si prepara alla nuova stagione. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali la cronaca con il tragico incidente che si è registrato questa mattina sopra Vigo di Cadore, quindi siamo nell'Alto Bellunese, dove un uomo di 60 anni originario di Mareno di Piave ha perso la vita mentre assieme ad alcuni compagni stava effettuando una discesa in sella alla sua bici elettrica. Lo sport, la bici era la sua passione, racconta anche la moglie Sabrina, che abbiamo intercettato in via della Vittoria proprio a Mareno di Piave. Mareno di Piave che ora è una comunità sotto shock. La cronaca nel servizio di Stefano Bozzi con immagini di Nicoletta Rizzetto. È finita in tragedia, quella nata in origine come una normale gita tra amici. Sono le 9:30 quando la centrale del SUEM 118 viene allertata da alcuni ciclisti che hanno visto precipitare un loro compagno dalla strada silvopastorale che collega la frazione di Piniè a Vigo di Cadore con la cima del Monte Tudaio. Claudio Berno, 60 anni, di Mareno di Piave, stava scendendo la tortuosa mulattiera a bordo della sua e-bike quando in prossimità di un tornante la bicicletta si sarebbe piantata, forse per un errore di manovra o a causa del terreno dissestato, sbalzandolo e facendolo precipitare nel vuoto per una quindicina di metri nel ghiaione sottostante. Impossibilitati a raggiungerlo, i compagni hanno subito dato l'allarme vedendo che l'uomo giaceva immobile e non rispondeva ai loro richiami. Sul posto è quindi intervenuta la squadra del soccorso alpino di Centro Cadore con l'ausilio dell'elicottero Falco 2 che ha provveduto a calare con il verricello l'equipe medica per prestare le cure urgenti all'uomo, apparso cosciente in prima battuta seppur in condizioni gravissime dovute ai traumi riportati. Imbarellato e issato a bordo, Claudio Berno ha cominciato ad aggravarsi durante il tragitto verso l'ospedale e a nulla sono valsi i tentativi dei sanitari di tenerlo in vita. Diciamo che una caduta di questo tipo crea dei danni interni al di là della conformazione del terreno, quindi si innescano delle energie molto importanti, per quello che bisogna fare la massima attenzione, avere la massima attenzione nei tratti più pericolosi. Il dolore in via della Vittoria a Mareno di Piave, dove l'uomo resideva assieme alla moglie Sabrina, che alla domanda di che tipo di persona fosse Claudio Berno ha voluto rimarcarne l'amore e la passione per lo sport. Sportivo, dinamica, era sempre in bici, sempre in montagna, a piedi, Una passione testimoniata anche dalle parole di un vicino di casa. Passione, tennis, così, certamente mi lascia sgomento questa notizia. Berno, che di lavoro era agente di commercio per un'azienda del settore chimico con sede a Milano, è l'ennesima vittima della montagna, luogo che può dare al pari di quanto può togliere, che deve essere sempre affrontato con la massima cautela e preparazione. Il monito dei soccorritori che ricordano l'importanza della prudenza anche a fronte della crescente popolarità del ciclismo nel territorio delle Dolomiti. Bisogna avere la massima attenzione nella fase di discesa
perché si raggiungono velocità anche importanti e il fondo è sconnesso, quindi bisogna avere un'ottima preparazione sia fisica che mentale nell'eseguire le manovre. Chiediamo di fare attenzione e laddove nei tratti più ripidi magari scendere e accompagnare la bicicletta onde evitare cadute che potrebbero purtroppo trasformarsi in casi veramente gravi o addirittura mortali. Ce ne siamo occupati per tutta la settimana, adesso arriva quella che può essere definita come una svolta, la morte del 18enne in Pontebana, il ragazzo trovato morto senza vita poco prima dell'alba nel territorio comunale di Nervesa della Battaglia. Come sapete era stata iscritta nel registro degli indagati per omicidio stradale un'infermiera residente nella zona, ma questa mattina c'è stato l'interrogatorio davanti al PM e si va verso l'archiviazione, ma ci racconta tutto Lucio Zanato. Avvocato, ci può dire qualcosa dell'interrogatorio? Qualsiasi cosa, ha durato anche tanto. Immaginiamo sia sotto shock, no? Questo l'ha già detto. Non ci rilascia una dichiarazione su come è andato l'interrogatorio? No. Irremovibile l'avvocato Mauro Crocetta dopo l'interrogatorio della sua assistita da parte del pubblico ministero Michele Premugnan. E questo nonostante la procura sia indirizzata ad archiviare l'accusa di omicidio stradale nei confronti dell'infermiera di Susegana, che per prima domenica mattina ha chiamato i soccorsi nel vano tentativo di salvare la vita a Cheikh Tidiane Bans, il 18enne del Burkina Faso, investito poco prima lungo la Pontebana nel tratto da Spresiano verso Ponte Priula. Un interrogatorio iniziato poco dopo le 10:30 in procura a Treviso è terminato con lo scoccare del mezzogiorno. Un incontro con l'indagata fortemente scossa per quanto accaduto e con forti sensi di colpa per non aver potuto fare di più per quel giovane. Un'ora e mezza dove la donna ha raccontato la sua versione a partire dal suo percorrere alle 5 del mattino la Pontebana alla guida della Clio sotto ai limiti di velocità consentiti in quel rettilineo. Davanti a lei due veicoli che ad un certo punto avrebbero scansato qualcosa percepito a stento nel buio della notte. Mossa che avrebbe fatto anche lei per poi accorgersi che quella cosa era il corpo di un giovane uomo con la testa fracassata. Per questo, nell'agitazione del momento, imboccando la piazzola del vicino distributore, avrebbe preso un cordolo di cemento che le avrebbe distrutto gomma e cerchione anteriore destro. Per la procura la morte del giovane sarebbe la somma di condizioni negative che hanno portato a quella che si potrebbe definire dunque una tragica fatalità. Infatti, nonostante le analisi tossicologiche debbano ancora essere formalizzate, l'autopsia di ieri avrebbe indicato la forte presenza di alcol nel corpo del giovane che, va ricordato, aveva passato il sabato a Jesolo e la nottata in una discoteca di Spresiano. Poi il tipo di investimento che indica chiaramente come il giovane fosse seduto o addirittura disteso sull'asfalto, molto probabilmente in stato di incoscienza e per questo difficilmente individuabile a causa del colore scuro della pelle, dei vestiti e del buio in quel tratto di strada. Nel frattempo la salma di Cheikh Tidiane Bans è stata restituita ai familiari e con tutta probabilità sarà trasportata in Francia, dove il giovane risiedeva e dove vivono i genitori. Tutto questo per i funerali che al momento non sarebbero ancora stati fissati. Terrore, autentico terrore, ieri mattina a Cozzolo di Vittorio Veneto, quando 4 individui incappucciati hanno cercato di sfondare la porta di una casa. Dentro c'era una bambina di 10 anni ancora a letto. La bimba ha scritto così un messaggio di aiuto alla nonna che abita accanto ed è riuscita a sventare il furto. Ora in quartiere a Cozzolo e non solo c'è paura. La testimonianza. Come può succedere in una cittadina tranquilla come Vittorio Veneto, che alle 9:30 di mattina 4 uomini in passamontagna vogliono entrare a casa mia, che la porta della mia abitazione è a 5 metri dalla strada principale, ci rende tutti sconvolti. Cozzuolo di Vittorio Veneto, via Adamello. 4 uomini incappucciati tentano di entrare in questa bifamiliare, prima forzando un balcone, poi cercando di sfondare la porta alle 9:30 del mattino, mentre la piccola di casa, una bambina di 10 anni, è ancora a letto. La mamma ci racconta l'accaduto. Lei e il marito sono al lavoro, i 2 figli più grandi sono usciti. La ragazzina, approfittando delle vacanze
stanze resta a letto. I nonni abitano nella stessa casa, la porta accanto, e la aspettano per la colazione. La bambina sente i colpi forti alla porta ed ha la prontezza di non andare a vedere, ma scrive allarmata un messaggio alla nonna chiedendo aiuto. La donna si affaccia e li vede in 4, stanno armeggiando davanti alla porta, urla e poi chiama i carabinieri. I ladri intanto scappano dileguandosi tra le vigne. Forse, ma è un'ipotesi, prima di tentare il colpo avevano anche narcotizzato i cani. Non hanno abbaiato come fanno quando passano i ciclisti, abbaiano. In quel momento non hanno abbaiato. È la quinta volta che in questo borgo fanno irruzione e sono anche entrati. Lo shock è tanto, non è la prima volta che in questo quartiere si vedono i ladri, ma in pieno giorno, in maniera così spregiudicata, fa davvero paura. Chiudo taverna, chiudo il cancello dove vado dentro con la macchina, perché veramente ho paura. Insomma, è una vicenda che fa riflettere e che inquieta non poco. Andiamo adesso a Treviso, tra Treviso e Preganziolo, una vicenda anche questa tutta da chiarire, il delitto di Vincenza Saracino. C'è una donazione al telefono rosa di Treviso in memoria di Vincenza, il marito della donna uccisa un mese e mezzo fa. Ha voluto che i fondi raccolti al funerale andassero a sostenere le donne vittime di violenza. La raccolta fondi in memoria di Vincenza Saracino, la cinquantenne uccisa a coltellate a Canizzano il 2 luglio scorso, è andata a favore delle donne vittime di violenza. L'ha deciso il marito, che con la famiglia ha voluto donare quanto raccolto al funerale di Vincenza al centro antiviolenza Telefono Rosa di Treviso. Un gesto di generosità accolto con commozione e gratitudine dal centro. Per noi sono molto importanti, non per sé la quantità dei soldi che ci arrivano, ma per il gesto che viene fatto, perché questo ci spinge a migliorare sempre più i servizi che facciamo all'interno del centro antiviolenza e quindi a dare anche un maggior sostegno alle donne. Certo, serve anche un grande cambiamento culturale, però forse proprio anche da questi gesti che avvengono sempre di più in questi ultimi anni, forse qualcosa si sta muovendo in questo senso. Una donazione che lancia anche un messaggio di speranza, ma anche un sostegno concreto alle attività messe in campo ogni giorno dal Telefono Rosa di Treviso per aiutare le donne vittime di violenza. Tutte le donazioni sono importanti perché chiaramente i finanziamenti che noi riceviamo dalla Regione e dallo Stato per le attività del centro antiviolenza non sono elevati, mentre noi nel nostro servizio abbiamo professioniste, psicologhe, avvocate, operatrici all'accoglienza specializzate proprio nel seguire le donne vittime di violenza. Ad oltre un mese e mezzo dall'efferato delitto, l'assassino di Vincenza è ancora in libertà. Le indagini continuano, ma al momento il killer della donna non ha ancora un nome né un volto. Secondo gli inquirenti si tratta di una persona che sicuramente conosceva bene la cinquantenne e che forse, ma le analisi sono ancora in corso, potrebbe aver lasciato delle tracce del suo DNA sulla bici o sul luogo del delitto. Sempre per la cronaca, un centro massaggi di Breda di Piave è stato sequestrato dai carabinieri di Treviso in esecuzione di un decreto emesso dal Tribunale per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Secondo quanto accertato dai militari dell'arma, i clienti dell'esercizio potevano usufruire di prestazioni, chiamiamole extra, da parte delle dipendenti cinesi o recandosi direttamente al centro massaggi o collegandosi a un sito online di appuntamenti che riportava numeri di telefono riconducibili sempre allo stesso centro benessere. La donna di origini cinesi che gestisce il centro è stata così denunciata, la proprietà dei locali, va detto, è estranea ai fatti contestati, così dunque a Breda di Piave. Una volta c'era la truffa dello specchietto, ora è arrivata quella del pennarello. Ecco la disavventura capitata questa mattina a una collega giornalista tra Spresiano e Lancenigo. Qui aveva fatto uno sghiribizzo nero, ma di qualcosa mi deve aver battuto perché ho sentito qui mi aveva fatto come un sghiribizzo nero, no? E io ho subito messo il pollice, si è cancellato in 2 secondi e lui ha capito. Io quando gli ho detto adesso lo chiamo in carabinieri, perché io l'ho sentita proprio il tonfo, l'ho sentito. Evidentemente mentre io passavo dal finestrino mi ha lanciato un sasso.
Poi ha visto che non mi sono fermata e mi è venuto dietro, hai capito? Una disavventura a lieto fine è quella capitata a Cristiana Sparvoli, collega giornalista, che si è vista prendere di mira da un truffatore che prima le ha lanciato un sasso contro l'auto, poi vedendo che non si fermava le ha addirittura corso dietro per svariati chilometri, da Carità di Villorba fino a Spresiano. A quel punto l'ha affiancata in parcheggio e quando Sparvoli è scesa lui l'ha approcciata. Io lo guardo un po' perplessa, scendo e questo mi dice: signor, non si è accorta che ha toccato un'altra macchina, uno con una portella nera, una 500 nera? Dico, no, guarda, io non ho visto nessuna 500 e non mi sono accorta di nulla. No, ma ha sentito il botto? Ah, come si dire, avresti dovuto sentirlo. Io ho fatto finta di niente, ho detto no. Però guardo subito su questa fiancata e vedo che c'era un bel segnaccio nero, abbastanza lungo. E lui dice: non lo vede, guardi che danno che gli ha fatto. Dico, no, guardi, ci ho messo sopra un pollice e subito questo, come si vede qua, questo segnaccio è venuto via. A quel punto, alla minaccia di chiamare i carabinieri, il tipo si è dileguato e il consiglio dunque per tutti rimane sempre lo stesso. Stare attenti perché sembra così, però di fatto ti colpiscono mentre stai attraversando la strada. Non ho capito come hanno fatto a lasciarmi quel segnaccio nero sulla portiera. Forse è stata una parola di troppo a far scattare l'aggressione che è successa ieri davanti alla farmacia di Carità di Villorba, una vicenda che ha dell'incredibile tra i conducenti di un furgone Doblò e una 500 che sono venuti allo scontro. Erano circa le 16 quando una 64enne a bordo dell'utilitaria ha urtato contro il furgoncino condotto da un uomo di 59 anni. Dopo la constatazione, chiamiamola amichevole, però scattata una violenta lite, il 59enne avrebbe spinto l'uomo più anziano a terra, pare con una mossa di Kung Fu. Nel litigio l'uomo ha rimediato la rottura dell'omero e dovrà ora sottoporsi a un intervento chirurgico. Nei prossimi giorni, nelle prossime ore potrebbe essere depositata querela. Sono intervenuti gli operatori del SUEM 118 e anche i carabinieri. Questa dunque la vicenda che è accaduta ieri a Carità di Villorba ed è stato fissato per domani, sabato 24 agosto alle 10 il funerale di Simone Moro, il 27enne di Farra di Soligo, morto improvvisamente il 17 agosto a causa di un malore in auto al ritorno da un'escursione. La cerimonia nella chiesa arcipretrale di Farra. Il sindaco comunica che durante la celebrazione del funerale, per motivi di sicurezza stradale, per consentire più ampi spazi ai partecipanti, il tratto di strada provinciale fronte chiesa verrà chiuso al transito veicolare. La famiglia di Simone ha comunicato che eventuali offerte saranno devolute per la ricerca e la cura delle malattie cardiache. Quindi il funerale domani mattina alle 10 a Farra di Soligo. Un sabato che si preannuncia da bollino nero sulle strade della Marca trevigiana, attenzione massima alla 4, soprattutto al tratto maledetto all'altezza di Cessalto, in Feltrina e anche sulla Treviso Mare. Facciamo il punto. Dovrebbe essere l'ultimo sabato da bollino nero a nord-est, l'ultimo di un'estate incandescente anche sul fronte della mobilità. Decine di migliaia di turisti che si metteranno alla guida, soprattutto per il rientro dai luoghi di villeggiatura, ma non mancheranno i nuovi vacanzieri. Sulla rete di autostrade Alto Adriatico la previsione è di 182.000 transiti, con ben 26.000 ingressi solo alla barriera dell'Isert. Occhi puntati sulla 4, in particolare sul tratto maledetto tra Veneto Orientale e Marca Trevigiana, dove si viaggia a 2 corsie. Sarà comunque un sabato molto difficile, soprattutto molto caldo, perché la situazione è questa: mancano infrastrutture e quindi quando mancano infrastrutture poi fai fatica anche a reggere questi numeri. Dalle autostrade alle arterie ordinarie il copione non cambia, si prevedono picchi di traffico sulla Treviso Mare, in Feltrina e su tutta la viabilità dalla montagna, i soliti coni di bottiglia sparsi tra Cadore e Longarone, direzione Pian di Vedoia. Altra sorvegliata speciale a sud, la solita Romea, dove i flussi maggiori si prevedono verso Piove di Sacco e il Padovano. Così il sindaco di Rosolina che lancia un appello. Siano fatte veramente le cosiddette partenze e gli arrivi
insufficienti, perché tra l'altro noi sabato registriamo un altro grosso boom di arrivi. Abbiamo la polizia stradale che sta facendo un bel lavoro del commissariato di Rovigo, della postale di Rovigo, per mantenere la sicurezza e per snellire il flusso. Ci spostiamo su un'altra arteria strategica del Trevigiano che però è chiusa da qualche settimana a causa frane. Parliamo della statale 51 di Alemagna tra Vittorio Veneto e l'Alpago. Ci sono degli aggiornamenti, ci sono nuove tempistiche e a comunicarle è la sindaca di Vittorio Veneto, Bagliana. L'ultimo tavolo a cui avevamo partecipato assieme ad Autostrade e ANAS indicava come data termine lavori all'incirca fine agosto, i primi di settembre. E ora noi speriamo insomma, che queste scadenze siano rispettate. È ottimista il sindaco di Vittorio Veneto. Se non sarà per agosto, saranno i primi giorni di settembre quelli buoni per la riapertura della statale Alemagna sul tratto del Fadalto. Strada chiusa da 12 luglio causa frana, che ha messo in difficoltà la comunità che vive e lavora su un tratto di strada un tempo vitale per la circolazione da e verso il Bellunese, poi caduta in disgrazia una volta aperto il prolungamento dell'autostrada fino al Pian di Vedoia. Ed è proprio sul tratto autostradale che il sindaco si è subito impegnato per alleviare il disagio dei residenti, per un'esenzione che si protrarrà finché non sarà riaperta la statale. E poi però se dovesse esserci ogni volta l'esigenza che la strada verrà chiusa o per lavori di manutenzione o per lavori strutturali come abbiamo detto prima, ci sarà comunque la possibilità con Autostrade di poter usufruire in modo gratuito dell'autostrada. Ma come c'è riuscita? Perché l'autostrada è un mastodonte, come è riuscita a combinare? No, qui devo dire che c'è stata la sinergia e la collaborazione assolutamente dell'assessore De Berti, quindi assolutamente ringrazio il vicepresidente della Regione Veneto per l'intervento che ha fatto rispetto al Ministero delle Infrastrutture. Effettivamente forse questa volta più di sempre si è sentita l'esigenza di dare delle risposte agli utenti e ai residenti che abitano nella zona del Fadalto. Ricordiamo che ci sono tantissimi utenti che transitano dal Bellunese verso Vittorio Veneto e viceversa, che da Vittorio Veneto vanno a lavorare ad Alpago e nel Bellunese. Per questo, sottolinea il sindaco, riapertura in fretta sì, ma con lungimiranza per evitare che il disagio si ripeta. E quindi più delle altre volte questo intervento dovrà essere strutturale e quindi porterà via ancora del tempo, immagino. Anche il comune con la regione però pensano ad un'altra soluzione, ovvero a delle gallerie artificiali a protezione della viabilità, come già esistono per il tratto ferroviario. Noi abbiamo già partecipato a una prima commissione via in cui è stato un po' presentato il progetto, che è un progetto, ricordo, di circa l'importo di 49 milioni di euro, sarà fatto in 3 stralci. Il primo stralcio non partirà non fra molto, indicativamente posso dire fra 1 anno e mezzo, 2, adesso ancora i tempi non lo sappiamo, però l'idea è quella appunto di fare dei lavori strutturali con delle gallerie e delle barriere paramassi che siano definitive. Dopo gli ultimi avvistamenti e episodi che hanno visto protagonista anche in negativo il lupo del Piave, il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra ha scritto una lettera al prefetto di Treviso affinché convochi un tavolo tra i comuni interessati dal problema in maniera da poter agire in modo coordinato e dare corretta e univoca informazione alla cittadinanza. L'amministrazione comunale, ribadisce Della Pietra, non può intervenire non avendo competenza territoriale né normativa per procedere alla cattura del lupo. Il sindaco ricorda inoltre di segnalare gli eventuali avvistamenti dell'animale al centro recupero fauna selvatica, il CRAS. Noi adesso andiamo a Treviso città, dove il Partito Democratico risponde al degrado di Piazza Pio X offrendo soluzioni immediate come gli operatori di strada e giudica troppo lenta la risposta dell'amministrazione Conte dopo le tante lamentele dei residenti. Stiamo parlando di misure che arrivano tardi dopo molti episodi, molte segnalazioni di cittadini giustamente preoccupati per la situazione. È una situazione problematica e non si può lavorare spostando il problema da una zona all'altra e quindi spostandosi da Piazza Borsa a Piazza Pio X, spostando i problemi. Risponde così il Partito Democratico cittadino per voce del suo capogruppo in Consiglio Comunale sull'incontro programmato per lunedì alle 16 in Piazza Pio X, quando il sindaco
sindaco Mario Conte incontrerà cittadini e commercianti esasperati dal degrado della zona. Una situazione che va affrontata con soluzioni immediate su 3 piani. Il primo riguarda lavoro di prevenzione, di incontro con i ragazzi per provare a risolvere alla radice il problema e non spostarlo di zona in zona. Quindi con operatori di strada, con assistenti sociali, con persone formate e non solo con un approccio securitario. Il secondo è un approccio culturale che rivitalizzi il quartiere. In quel quadrante sicuramente serve maggior iniziativa, servono maggiori politiche culturali, serve maggiore attrattività, serve portare più turisti ma anche più cittadini in centro storico con maggiori iniziative che rivitalizzano il centro che troppo spesso in molte aree è vuoto e questo porta a degrado. Infine la terza via è quella del fare rete insieme all'amministrazione. Bisogna lavorare in rete e assolutamente senza cercando di capire il problema con le varie associazioni che si occupano di questo, oltre con più tavoli con l'amministrazione. Noi siamo sempre pronti e disponibili, l'abbiamo già dichiarato più volte. A questo punto è necessario fare un pensiero che vada anche oltre la politica, ma proprio pensare come agire concretamente e soprattutto insieme. A proposito di polemiche andiamo a Loria dove ci sono proteste per le lunghe code all'ecocentro. Stiamo uscendo dopo 2 ore e mezza di attesa e guardate ancora che fila ci sono. Guardate. Ecocentro di Loria, mercoledì pomeriggio. Le lamentele sono quelle di un nostro telespettatore rimasto in fila come tanti per conferire rifiuti domestici che normalmente non entrano nella raccolta differenziata porta a porta. Agosto, con il periodo di ferie, è solitamente dedicato alle pulizie di garage, cantine e abitazioni. 3 ore di colonna e siamo ancora qua. Guardate, questi ragazzi sono sfiniti. Esatto. Demoliti. Ciao. Ciao. Le lamentele registrate a Loria non sono però nuove, essendosi verificati casi simili in altre zone del Trevigiano. Contarina lo scorso aprile ha modificato le regole di accesso agli ecocentri, comunicandole a tutti gli utenti. Nel caso specifico gli accessi liberi sono il lunedì e il sabato, mentre il mercoledì è prevista la prenotazione. La stessa viene ricordata anche nel punto di ingresso e riconoscimento. Chi ha prenotato ha la priorità sugli altri. Le code però sono effettivamente lunghe e l'eco delle proteste si propaga, facendo perdere un po' di pazienza agli utenti. Su questa vicenda chiederemo precisazioni alla stessa Contarina. Insomma, non è finita qui. Recuperate dal soccorso alpino pedemontana del GRAP 2 cagnoline da caccia che erano sfuggite al controllo del proprietario e si erano perse in Valle San Liberale, finendo poi in un anfratto nascosto dove una era rimasta incastrata e l'altra la vegliava. Lola e Lucy, questi i nomi delle 2 segugge, sono state rintracciate con non poca fatica dai soccorritori che con un contrappeso le hanno sollevate riportandole sul sentiero, le vedete. Le cagnoline, pur assetate e affamate, non erano ferite, sono state riconsegnate al legittimo proprietario, un cacciatore di Vedelago. E noi siamo pronti a raccontarvi le emozioni olimpiche vissute oggi a Villorba, ma lo faremo subito dopo la pubblicità, fra poco. Vi dicevo poco fa delle emozioni olimpiche vissute oggi alla Pala Verde di Villorba con le campionesse dell'Imoco, ma appunto vi raccontiamo tutto con le immagini, appunto le emozioni raccolte da Elena Dal Forno con Alberto Pivetta. Accolte come delle vere e proprie rockstar sul parquet del Palaverde, le campionesse olimpiche Mochi De Gennaro, Sara Fare e Marina Lubian hanno sfilato al termine dell'allenamento con quella medaglia d'oro al collo che avevamo ammirato solo in televisione a Parigi, ma che i tifosi hanno finalmente potuto toccare con mano. Erano oltre 1500 ad assistere all'allenamento a porte aperte delle ragazze e hanno atteso pazientemente che finisse per prenderle letteralmente d'assalto, insieme alla medaglia di bronzo, la brasiliana Gabi. Sicuramente è una gran bella emozione, una grande responsabilità e questo lo dimostra anche il fatto che tutti quelli che sono venuti oggi, tutti i ragazzini, tutte le bimbe, comunque hanno visto in noi qualcosa di bello e quindi adesso sta a noi a
a continuare a farle divertire e a farle sognare. Da quando siamo rientrate in Italia ho iniziato a realizzare un po' di più, no? Forse quello che è successo, nel senso che ovunque andiamo la gente ci riconosce, forse è cambiato qualcosa più per gli altri che per noi, però niente, sono orgogliosa di quello che abbiamo fatto, del risultato che abbiamo raggiunto, di come ha lavorato la squadra, perché siamo state veramente squadra. Onestamente io non vedevo l'ora di rientrare, di aggiungermi al gruppo, perché comunque quando hai quella mentalità lì e tutte noi ce l'abbiamo, diciamo che non basta neanche un oro olimpico, no? Si vuole sempre di più, quindi sono pronta a lavorare e a divertirmi con loro. A vedere così il primo allenamento che siamo ritornate, diciamo tutte, è sempre bello ritornare qui a casa, condividere queste emozioni anche con tutti i nostri tifosi, quindi bello tornare. Rivivi un po' tutti i sacrifici e tutto il duro lavoro che hai fatto negli anni, quindi per questo devo ringraziare anche questo club che mi ha permesso in questi anni di crescere e quindi per poi poter raggiungere questo risultato, quindi grazie all'Imoco Volley. Neanche nei miei sogni più nascosti avrei pensato di indossare questa medaglia, chiaramente credo sia il sogno di tutti gli sportivi ed essere viverlo è incredibile, io ancora non riesco a crederci. Hai dormito con la medaglia? No, anzi l'ho data subito a mia madre perché io mi conosco e quindi avevo paura di perderla la sera stessa, però poi subito appena sono tornata a casa l'ho riguardata, l'ho ripresa in mano e sì. Inutile dire che l'Imoco Prosecco Doc quest'anno vuole vincere tutto, ma se dovesse scegliere un trofeo, cosa sceglierebbe il presidente Garbellotto? Come sempre lo scudetto del pubblico. E il pubblico stamattina era molto numeroso, folto al Palaverde. Cioè è la squadra più forte del mondo, quindi è giusto venirla a supportare. Abbiamo visto che il primo allenamento c'erano già 400 persone, quindi infatti siamo arrivati anche abbastanza prima per prenderci i posti e vederceli in prima fila. Vederle tutte quante e accoglierle come si devono accogliere. Sono in ferie, quindi ne approfitto. La tribuna già gremita alle 9:30 di mattina non si era vista mai al Palaverde di Treviso, tanto può una medaglia olimpica. Certamente erano oltre 1500 i tifosi che hanno voluto essere presenti al ritorno delle campionesse di Parigi e per vedere i primi passi sul parquet di Gabi, la fortissima brasiliana, accolta come fosse sempre stata tra le fila della squadra. Da anni che sono super tifoso della Gabi, finalmente quest'anno l'Imoco è riuscita a portarla qua con noi, quindi non vedo l'ora di vederla in allenamento e anche giocare, perché io sono stato innamorato dei brasiliani, Pelé nel calcio, Ayrton Senna nella Formula 1 e la Gabi e la Thaisa nella pallavolo femminile. Quest'anno anzi faremo il mondiale per club, abbiamo la possibilità di vincere 5 trofei su 5 e sono convinto che ce la faremo. Questa è una bella occasione di vedere dei fenomeni che ci hanno regalato la medaglia d'oro alle Olimpiadi. Ci sono 3 medaglie d'oro olimpiche e una squadra che è al tetto del mondo e visto la gente che c'è direi che è un bel antipasto. Quando saranno le partite qua ci vorranno fare un doppio Palaverde. E poi ci sono le emozioni vissute ieri sera dagli scout italiani a Verona, tanti quelli trevigiani che hanno cantato sulle note di Gianni Morandi. Che si chiamano ragazzi, quello è il grande prato dell'amore. È stato davvero un mondo d'amore quello che a Verona ha accolto il mito Gianni Morandi per il via ufficiale alla RUT 2024, evento che nel capoluogo scaligero sta richiamando oltre 20.000 capi e cape scout provenienti da tutta Italia. Dal palco Morandi ha tessuto il suo inno alla musica. È un grande veicolo che aiuta la gente, che fa star meglio, la musica porta felicità secondo me. C'era un ragazzo, fatti mandare dalla mamma, stai andando forte, alcune hit di una carriera che abbraccia intere generazioni. È proprio la musica il fil rouge delle celebrazioni per i 50 anni della Gesci, una storia fatta di emozioni e tempi diversi, ma con valori ed esperienze comuni. È amicizia e fratellanza, è servizio e carità, è comunità.
Prima del canto, signor tra le tende schierati con cui tradizionalmente gli scout terminano le loro giornate di campo, si sono avvicendati sul palco il narratore Roberto Mercandini, l'attrice Camilla Filippi e il poeta e scrittore Joe Evan con le loro riflessioni sulla felicità. Infine l'alzabandiera che ha aperto una 3 giorni destinata a rimanere a lungo. Compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio paese, per aiutare gli altri. Sì, io t'amo più della mia vita. E siamo adesso alle previsioni del tempo con il nostro generale Iannicelli. Permane nei bassi strati dell'atmosfera la presenza dell'anticiclone di Azzorre, evidente dalla carta del tempo, e questo ci protegge dai sistemi perturbati. Vedete l'anticiclone che ci interessa, questa a quote basse, e i sistemi perturbati rimangono lontani. Da domenica questo anticiclone si ritirerà, ma non lascerà campo libero, in quanto un anticiclone in quota dall'entroterra africano si estenderà verso nord sino a proteggere di nuovo le nostre zone, e quindi assicurerà un fine settimana di tempo soleggiato, cielo in prevalenza sereno, un po' di instabilità naturalmente sui rilievi, non sono esclusi nel pomeriggio qualche temporale, ecco, ma nulla più. Però il risvolto della medaglia è che l'anticiclone africano porterà caldo, le temperature raggiungeranno di nuovo massimi quasi record, per intenderci intorno ai 34-35 gradi. I venti sono deboli con una componente da nord per i prossimi 2 giorni, poi diventano variabili e naturalmente la brezza sempre ben accetta sui litorali. Le temperature, ecco, minime 21-22 gradi un po' per i prossimi 10 giorni, le massime invece 31-32 gradi sabato e domenica, poi tenderanno a crescere anche velocemente, a portarsi sui 35 gradi sempre all'ombra già da mercoledì. L'Alta Adriatico è previsto quasi calmo o poco mosso. È tutto. Veniamo alla nostra programmazione domenica dalle 17:45, un appuntamento davvero particolare sulla nostra emittente. In diretta vi trasmetteremo la Varia di Palmi, antichissima e partecipata festa religiosa che ogni anno attira nel paese calabrese decine di migliaia di persone. Un gemellaggio, un vero e proprio gemellaggio tra Media Nord-Est, il nostro gruppo, e Video Calabria. L'Italia è bella proprio per questo, perché in ogni luogo, in ogni territorio, quindi non in ogni regione, ma in ogni area d'Italia ci sono delle peculiarità particolari. Peculiari come la Varia di Palmi, 600 anni di storia per un evento dichiarato patrimonio UNESCO nel 2013. La Calabria chiama e il Veneto risponde, perché le tradizioni non hanno confini. Ecco il senso di questo gemellaggio tra Media Nord-Est e Video Calabria, raccontare una manifestazione dalle radici lontane, nate per celebrare a Palmi l'Assunzione della Madonna e accompagnata dal fervore e dalla devozione della folla. Una manifestazione religiosa che sta nella storia, scritta nel XVII secolo, quando in tutta Europa nascevano queste feste religiose nelle quali il popolo intendeva avvicinarsi sempre più al Padre Celeste e costruiva queste macchine meccaniche fatte artigianalmente, dove il più in alto cercavano di portare appunto un'animella o di portare la Madonna all'Assunzione più vicino al Padre Celeste, più vicino a Dio. A fine 800, inizi 900, un palmese costruì la caratteristica macchina conica alta 16 metri che attraversa il paese e dove a bordo trovano posto i figuranti, dagli apostoli agli angeli, dal Padre Eterno all'animella. L'animella è questa bimba che sta in cima ai 16 metri e viene portata nel momento della scasata, cioè del colpo di cannone, per la via principale di Palmi tra centinaia di migliaia di persone. Dalle 17:45 di domenica in diretta su Antenna 3, un evento ricco di tradizione, fede, arte e cultura. Un messaggio a tutti i telespettatori, permettetemi anche ai calabresi, e sono tantissimi, sono veramente migliaia nel Veneto. Seguiteci su Antenna 3 Nord-Est,
vi divertirete perché abbiamo messo in piedi una bellissima manifestazione, un bellissimo evento con una regia mobile con 10 telecamere, c'erano delle radiocamere, c'era un drone che sorvolerà le enormi piazze e quindi ci mostrerà ogni momento, e al momento della scasata ci sarà anche una piccola camera sotto l'animella che ci farà godere tutto il percorso. Vi aspettiamo numerosi domenica sera. O sparo di cannoni. Appuntamento quindi domenica a partire dalle 17:45 per quello che abbiamo definito come un vero e proprio gemellaggio. Adesso andiamo a Belluno. In primo piano la tragedia sulle Dolomiti, in comune di Vigo di Cadore, con la quale abbiamo aperto anche il nostro telegiornale. Un uomo di 60 anni, originario di Mareno di Piave, ha perso la vita mentre assieme ad alcuni compagni stava effettuando una discesa in sella alla sua e-bike, la bicicletta elettrica. L'incidente questa mattina sulla strada Silvo Pastorale che collega la frazione di Pignè a Vigo di Cadore con la cima del Monte Tudaio. I compagni hanno visto Claudio Berno perdere il controllo della bici e precipitare per una quindicina di metri nel ghiaione sottostante, così come appunto vi abbiamo documentato anche nel servizio di apertura realizzato da Stefano Bozzi. Gli uomini del soccorso alpino giunti con l'elicottero Falco 2 hanno recuperato il sessantenne ancora in vita. Le sue condizioni si sono però aggravate durante il tragitto verso l'ospedale e a nulla, davvero nulla, sono valsi i tentativi dei sanitari di tenerlo in vita. Questa la tragedia che ha segnato la giornata di oggi in provincia di Belluno, in comune di Vigo di Cadore. La politica è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia delle dimissioni dal ruolo di consigliere provinciale di Mario De Bon. Questa mattina l'ufficializzazione a Palazzo Piloni con la nomina del sostituto, sempre Stefano Bozzi. È del 13 agosto, 10 giorni fa, la lettera consegnata nelle mani del presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin, che ha messo nero su bianco le dimissioni con effetto immediato dal suo ruolo a Palazzo Piloni del consigliere provinciale Mario De Bon. Motivi di salute alla base della decisione del primo cittadino di Sospirolo. Per noi è sicuramente stata una bruttissima notizia, soprattutto perché è dovuta a motivi personali anche di salute. Questo è sicuramente una cosa che non volevo fare e non mi aspettavo. Dal Presidente e dal Consiglio provinciale tutto il ringraziamento e il plauso all'operato di Mario De Bon, contraddistinto nelle due consigliature da competenza e abnegazione sotto i profili sia umano che professionale. Passione di un amministratore attento a quelli che sono i problemi del territorio e non solo al suo comune, una sua presenza costante sempre, in ogni momento, e soprattutto anche la capacità di vedere anche avanti, e questo penso che sia una qualità che lo ha un po' distinto rispetto anche ad altri amministratori. A succedergli il sindaco di San Gregorio nelle Alpi Nicola Vieceli, primo tra i non eletti della lista futura centro-sinistra alle elezioni dello scorso marzo. L'ufficialità dell'attribuzione del seggio vacante è stata sancita questa mattina dal voto unanime del Consiglio, riunito in via straordinaria, che ne concretizza l'entrata in carica con effetto immediato. Vieceli siederà assieme ai consiglieri Manusci e Deola tra i banchi dell'opposizione a Palazzo Piloni, nonostante rimanga stabile l'auspicio del Presidente affinché si possano creare le condizioni per l'istituzione di un governo unitario dell'ente. È un amministratore che è stato sindaco per diversi anni, adesso è chiaro che in questo ultimo periodo il gruppo di Futura Centrosinistra Bellunese rappresenta un po' la parte di opposizione del Consiglio. Sempre non ho mai negato il dispiacere da parte mia, vediamo insomma se nel tempo le cose potranno cambiare, migliorare, creare sempre una maggioranza allargata, che è un po' l'obiettivo con il quale ho cominciato questo mandato con questo nuovo Consiglio. In ultima battuta vi ricordo che domani si prevede una giornata da tregenda sulle strade del Veneto, anche la 27 è tra i punti segnalati soprattutto nel tratto
iniziale, quello che ben conosciamo a Pian di Vedoia, è tra le strade citate anche dalla stampa nazionale: vacanze, via il primo controesodo, weekend da bollino rosso nero nelle autostrade del nord-est. Quindi staremo a vedere, seguiremo anche noi come sempre in diretta l'evoluzione, vi daremo tutte le notizie in tempo reale. Per il momento da Treviso e Belluno è tutto, subito dopo la sigla c'è il meteo. Grazie per l'attenzione, buona serata.